E allora, primo collegamento con lo stadio Pierluigi Penso di Venezia. Per Venezia Lecce per noi c'è Dario Giordo. Buonasera dallo Stadio Penso, semifinale d'andata dei playoff, si affrontano il Venezia, padrone di casa, quinta forza del campionato, e Lecce, unica superstite delle retrocesse di un anno fa, giunto quarto al termine della regular season. Il calcio d'inizio 20 secondi fa, allora rapidamente diamo uno sguardo alle formazioni col Venezia che il tecnico Paolo Zanetti schiererà col 4-3-3 con Maempa fra i pali, Mazzocchi, il capitano Modolo, Ceccaroni e Molinaro in linea difensiva, Fiordilino, Togurdò e Malek a centrocampo. In attacco Aramu, Forte e Jonsen. Risponde il Lecce di Eugenio Corini schierato col 4-3-1-2 con Gabriel fra i pali, Maggio, il capitano Lucioni, Dermaku e Gallo linea difensiva, Maier, Hjulmand e Björkengren a centrocampo, Mancosu sulla tre quarti, Stepinski e Coda sono la coppia d'attacco. Intanto seguiamo questa azione del Venezia, subito pericoloso dopo un minuto di gioco, conclusione di Jonsen, la respinta di Gabriel, quindi inizio forte del Venezia. Ci sarà ora un calcio d'angolo, arbitra il signor Marini di Roma. E torniamo a Venezia. 5 minuti e mezzo di gioco nel corso del primo tempo qui allo Stadio Penso, 0-0 il punteggio fra il Venezia e il Lecce, ma il Venezia è partito davvero a 1000. Vi abbiamo raccontato in diretta della prima occasione da gol della partita con Jonsen, un destro violento respinto da Gabriel a conclusione da circa una decina di metri, area di rigore parte destra, e poi al quarto minuto su un calcio d'angolo battuto da Togurdò. Intanto attenzione, seguiamo ancora questa azione del Venezia, siamo nell'area di porta, insistono gli arancio-nero-verdi, ancora un traversone di Togurdò a cercare Forte, colpo di testa da parte di un giocatore del Venezia piuttosto debole, nessun problema per Gabriel. Dicevamo dunque partenza molto forte del Venezia, e un minuto fa circa su calcio d'angolo di Togurdò, palla che è rimbalzata pericolosamente nei pressi dell'area di porta del Lecce, il tocco di Modolo veramente da pochi passi, però non è stato preciso, la palla è uscita di poco. Dunque Venezia che è partito nel migliore dei modi, il Lecce ancora deve entrare in partita. Andiamo a Venezia. 9 minuti e mezzo allo Stadio Penso, 0-0 il punteggio fra il Venezia e il Lecce, una sola squadra in campo fino a questo momento, i padroni di casa ancora pericolosi. Una quarantina di secondi fa, con un'acrobazia in area di rigore di Modolo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, non ci sono stati però problemi per Gabriel che è riuscito a bloccare. Venezia che insiste in attacco. Venezia. Mezz'ora superata da 35 secondi allo Stadio Penso, 0-0 il punteggio sempre fra Venezia e Lecce. Da segnalare un'altra conclusione pericolosa da parte del Venezia al 25esimo, due passi di Aramu da 25 metri, sinistro potente, calciato subito, immediatamente, volo di Gabriel, ma la palla è terminata comunque poco alta sopra la traversa del Lecce. Ancora in attesa del calcio di punizione che viene battuto in questo momento dal Lecce. Attenzione, c'è l'incornata da parte di Coda, ma la ribattuta di un difensore del Venezia ci è sembrato Modolo, la palla è terminata in calcio d'angolo. E torniamo a Venezia. 35esimo qui che è passato da pochi secondi allo Stadio Penso, 0-0 il punteggio fra il Venezia e il Lecce. Primo squillo del Lecce al 33esimo su un traversone di Maggio, il colpo di testa a schiacciare di Stepinski da buonissima posizione, però nessun problema per Maempa che ha bloccato in tuffo. Ha risposto il Venezia 2 minuti più tardi, un traversone di Molinaro ha trovato pronto Malek a colpire di testa, la palla però si è impennata, è finita sopra la traversa, c'era comunque Gabriel a fare buona guardia. Venezia. 40 minuti 20 secondi qui allo Stadio Penso, non è cambiato il punteggio, Venezia 0 Lecce 0. Venezia pericolosissimo però un minuto fa su uno spunto di Jonsen, un sombrero grazie al quale è riuscito il norvegese a scavalcare due giocatori del Lecce, il tocco immediato verso Forte che da una decina di metri ha colpito col sinistro praticamente a botta sicura, respinta di istinto di Gabriel, palla in calcio d'angolo. Sicuramente l'azione più pericolosa da parte del Venezia, che continua comunque a fare il gioco, continua a produrre di più, continua almeno a provarci, e veramente pochi minuti fa è stato davvero vicino al vantaggio. Per i 4.300 che saranno a Reggio Emilia. Chiedo scusa Giuseppe Pisantis, ma c'è il vantaggio del Venezia, partita che è iniziata da 1 minuto e mezzo, e il gol di Forte sblocca il risultato. Venezia 1 Lecce 0. A te la linea. Abbiamo sentito da Dario Giordo che si è sbloccata la partita del Penso, e dunque torniamo subito a Venezia.
Siamo al quarto minuto qui allo stadio Penzo. Come vi abbiamo raccontato, è cambiato il risultato poco fa. Venezia in vantaggio grazie a un gol del suo bomber Francesco Forte, che tocca quota 15 in stagione. Vi descriviamo l'azione: un servizio di Aramo in area di rigore per Malek, il controllo da parte del centrocampista, il servizio per Forte che di sinistro ha battuto il portiere del Lecce Gabriel. Dunque il Venezia concretizza una superiorità che è durata per tutto il primo tempo, che subito dopo l'inizio del secondo si è ulteriormente confermata. Ha provato a rispondere subito il Lecce 2 minuti più tardi con una conclusione di sinistro all'interno dell'area di rigore da parte di Coda, ma la conclusione è stata debole e senza problemi Maempa è riuscito a bloccare. Linea Venezia. Siamo a metà ripresa qui allo stadio Penzo, 1-0 il punteggio per il Venezia sul Lecce. Poco fa è arrivato anche il secondo gol del Venezia, ma in maniera irregolare su un calcio di punizione battuto da Togurdo. Modolo ha deviato in rete, ma con la mano l'intervento non è sfuggito all'arbitro Marini, che ha annullato la rete e ammonito il centrale del Venezia. E la linea va a Venezia. 27 minuti e 35 secondi di gioco nel corso della ripresa qui al Penzo. Venezia 1, Lecce 0. Lecce che prova a spingere senza però particolare convinzione e soprattutto senza quasi mai pungere. Non ci sono conclusioni, fa sempre fatica la formazione ospite ad arrivare o al cross dal fondo o al limite dell'area di rigore del Venezia. Venezia in controllo. Vai Giordo. Ed è finita da qualche istante la partita qui allo stadio Penzo. Il finale dunque: Venezia batte Lecce 1-0 grazie al gol segnato dopo 1 minuto e mezzo dalla ripresa di Francesco Forte.